giorno posso non pensarti, la notte maledico te. E quando Ci troviamo in via Giacomo Leopardi, angolo via Cristoforo Colombo. c'è solo vuoto in Via Como, angolo via Giacomo Leopardi. la notte tu mi appari immensa. Qui invece siamo in via Carlo Pisacane, sempre angolo via Giacomo Leopardi. Tutto cose rotte. Via Neghelli, angolo via Adua. Un altro cassonetto tutto spaccato, rotto, fanuto. Tu mi fai impazzire. Chi sta addirittura appoggiato una banchina. Via Firenze, angolo via Adua. Cioè direttamente chi sta proprio. Ah, chi sta uppoiato, ok, certo. Chi sta mettendo uppoiato, giustamente i residenti, ma mi sono ragione, ma chiaramente, con un'amministrazione scellerata del genere. Vi abbiamo mostrato come in realtà in città manca tutto, c'è una città abbandonata, c'è una città distrutta. Ci troviamo precisamente in via Vicenza, angolo via Carlo Pisacane, e qui manca un cassonetto, quindi noi facciamo l'appello all'amministrazione comunale di portare quantomeno un cassonetto in questa zona, perché i residenti di questa zona non possono rimanere senza cassonetti e educare quantomeno tutta sta mardia che c'è qua, perché non è possibile, perché qui ci abitano donne, bambini, uomini, ci abitano tutti e chiaramente non è possibile che la residenza, i residenti di questa zona debbano rimanere in questa situazione pietosa e alquanto sgradevole, schifosa e poco igienica. E ripeto, siamo qui su segnalazione da parte di una signora che mi ha contattato via Facebook, e noi di territorio eccoci qua. Abbiamo poc'anzi, cari concittadini, visionato un po' il tutto, alcuni problemi inerenti ai cassonetti della spazzatura a Vittoria. Sapete tutti che a Vittoria c'è una Vittoria intera, c'è la città di Vittoria piena di cassonetti rotti, spaccate, senza gomme, senza ruote, addirittura sono tutti senza coperchi. Ci sono dei cassonetti, tutti i cassonetti a Vittoria, tutti senza coprirci. È tutto rotto, tutto scassato, tutto degradato, tutto buttato all'abbandono. Chi rompe questi cassonetti, chiaramente, io non lo so perché non li ho visti, quindi è chiaro che non possiamo dire chi l'ha rotti. C'è però un dato di fatto. Mi sembra che c'è una sorta, di ribellione a questo punto nei confronti di questa amministrazione, perché non riesco a capire che senso ha avere dei cassonetti rotti. Per quale motivo? Punto interrogativo. Ma per quale motivo tutti i cassonetti sono tutti rotti, spaccati? Addirittura anche mancano, come ecco il caso di poc'anzi. Ma c'è un dato di fatto, manca un cassonetto, insomma, stigliendo una sananagira per gliela gettare la monnezza. Cioè, parliamoci chiaro. Eppure paghiamo la Tares, ex Tarso, molto ma molto lievitata, aumentata più del 35%, la paghiamo il canone, paghiamo la spazzatura, paghiamo tutto. L'igiene dovrebbe essere la base fondamentale per ciò che è la raccolta rifiuti. A proposito di rifiuti, signori amministratori, ma che fine ha fatto la raccolta differenziata? Vi ricordate? Era stato addirittura approvato un regolamento al Consiglio Comunale, era stata approvata in Consiglio Comunale la raccolta differenziata. Fagisto magari i manifesti, obiettivo raggiunto, raccolta differenziata. Che fine ha fatto la raccolta differenziata? Finora abbiamo visto soltanto cassonetti rotti, spaccati, pattume in giro, la città sporca, abbiamo visto mancanza di igiene, abbiamo visto soltanto che paghiamo un servizio che in realtà non viene attuato. Noi di territorio siamo sempre vicini alla cittadinanza di Vittoria, ma Vittoria deve cambiare, a Vittoria a maccaggiare, perché così non si può andare avanti. Quindi l'appello che faccio io a voi cittadini è questo: dobbiamo cambiare il registro, a Vittoria bisogna cambiare tutto, bisogna cambiare amministrazione. Da Peppe Di Castro e dal Movimento Territorio della città di Vittoria è tutto, grazie a tutti.